La SEA Paragona conquista un'altra vittoria nel campionato di Serie B2 Girone I. La formazione di coach Paolo Collavini ha battuto l'Ardi Termini Palermo con il punteggio di 3-1 a termine di una partita bella ed avvincente che ha divertito il pubblico presente al Palasport Pippo Nicosia d'Agrigento con questi parziali 23-25, 25-20, 25-20, 25-21. La SEA Paragona è scesa inizialmente in campo con Gabriele Regia, bicchiere opposto, Cammise e Falcucci, martelli ricevitori, composto in Macedo centrale, Marangoni libero. Lardi Termini Palermo di coach Tommaso Perriotto ha risposto con Seggiotti in palleggio, Palmiere opposto, Lombardo e Cavicchioli, martelli ricevitori, Michele Amatori centrale, Catalano libero. La SEA Paragona sbaglia l'approccio alla gara e sbaglia tante ricezioni, in attacco e soprattutto in battuta. Le ospiti trascinate da Lombardo e Palmieri conducono il set con questi parziali netti 3-8, 8-16, 12-18. Coach Collavini decide allora di buttare nella mischia la palleggiatrice Baruffa e la schiacciatrice Don Nascimento al posto di Gabriele Falcucci. La squadra biancazzurra riesce a tornare in partita e recupera tanti punti alle rosanero. Nel finale si gioca punto a punto, ma l'Ard Termini Palermo riesce con l'intelligenza tattica a vincere il set sul filo di lana, con l'attacco da posto 2 di Tatiana Lombardo. La SEA Paragona torna in campo con maggiore attenzione e tanta voglia di rifarsa. La superiorità è schiacciante, 8-5, 16-11 e 21-16. La centrale Ambro Composto prende per mano la squadra e la trascina al successo del 7. E la centrale palermitana è il punto del 25-20. La musica non cambia, neanche nel terzo set, con Baruffa e Don Nascimento in campo. La SEA Paragone è molto più equilibrata sia in attacco che in difesa. I punteggi parziali sono tutti in favore delle padrone di casa, 8-5, 16-11 e 21-17. La formazione del presidente Nino Di Giacomo vince il terzo set con la schiacciata della brasiliana Don Nascimento. L'inizio del quarto set è equilibrato e si gioca punto a punto. Il sestetto palermitano lotta su ogni pallone e riesce a tenere testa alla SEA Paragona. I punteggi parziali sono per le aragonesi, 8-7, 16-13 e 21-18. L'Arte Termine Palermo si rende sul più bello. La SEA Paragona, sorretta dal suo pubblico, chiude in crescendo la partita. Le ospiti annullano un primo match point, ma poi devono arrendersi all'attacco del posto 4 di Jacqueline Don Nascimento, che mette a terra il pallone della vittoria. Dopo 2 ore di battaglia, domenica prossima la vice capolista SEA Paragona sarà di scena a Catania contro la Sifi Condor, formazione in piena lotta per conquistare il terzo posto, l'ultimo disponibile per disputare i playoff.